Secondo il presidente François Hollande, la strage al settimanale Charlie Hebdo è paragonabile all'11 settembre del 2001, un fatto gravissimo dalle potenziali conseguenze oltre i confini francesi e dopo il quale niente sarà più come prima. E sicuramente anche in Veneto ci si interroga su quelli che potrebbero essere i rischi a cui ci espone il terrorismo, un argomento che è stato al centro del dibattito di Focus, il talk show di Luigi Bacialli, in onda ogni sera su Rete Veneta, con scontri anche aspri come quello che ha diviso il consigliere regionale Nicola Finco e l'esponente per la consulta regionale per l'immigrazione Abdallah Khezraji. Lei che invece garantisce, non vieni qui a raccontarmi balle, lei invece garantisce tutta la sua comunità islamica, dovrebbe dirmi come mai 2 mesi fa a Sant'Anna di Piave hanno preso un imam che professava l'odio contro l'Occidente, contro i cristiani e gli ebrei. Però non sono stati gli islamici a denunciare questa cosa. Sì, sono stati gli islamici. No, perché prima ci è arrivato l'intelligence israeliano a denunciare questa cosa. Chi l'ha spiegato? Io l'ho letto sui giornali, sa. Però voi che siete più moderati di noi, voi siete più moderati, dovreste voi intervenire a sistemare queste cose. Voi la raccontate come volete. Va bene, allora siamo noi dalla parte del torto. Qua è sempre il cittadino italiano a essere dalla parte del torto e voi siete sempre dalla parte della ragione.